Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono al rifugio Battisti e con l'amico Andrea tenteremo di andare sul monte Zevola e fare un giro che vi racconto man mano. Ciao a tutti. Sentiero che inizia dopo il rifugio Battisti. Prendiamo il 110 fino al passo Tre Croci intanto e poi decidiamo durante il percorso quale sarà la nostra destinazione. Oggi bisognerà pestare bene, quindi gambe in spalla e partiamo. Allora, durante la salita che spinge fin da subito si può già ammirare tutta la vallata nella Valle dell'Agno e qui sotto arriva anche il Sentiero dei Grandi Alberi, di cui vi ho fatto il video qualche mese fa e che magari vi lascio giù in descrizione. Le zone sono queste: Prealpi Vicentine, denominate Piccole Dolomiti. Gli ingredienti per una giornata bomba ci sono tutti e proseguiamo. Allora, qui l'indicazione indica la Scala Orbi, quindi stiamo parlando del gruppo del Carega a 45 minuti. Noi proseguiremo per il passo Tre Croci, nonché il passo della Lora, sempre per il 110, e al momento abbiamo fatto un po' più di 2 km, 400 metri di dislivello, quindi è una salita molto divertente. Andrea, allora 17-16 che devo raggiungere, dai. passo Tre Croci. Ora dobbiamo scegliere se andare passo Zevola, passo Ristere e la Scagina, oppure andare al Revolto dalla parte di Giazza nel Veronese, oppure fra Caroli e Scalorbi, quindi Carega. Quindi una volta arrivato a passo Tre Croci, sulla destra vai verso Carega, sulla sinistra fai il giro nel passo Ristere. Adesso noi vediamo, ci consultiamo io e l'amico Super Runner e poi vediamo. Okay. Intanto lo spettacolo è questo: c'è un sacco di persone, dei signori con buona gamba, appassionati di montagna, ci hanno preceduto, altri sono arrivati dopo di noi, quindi anche questo sentiero è ben battuto. Di poco, ha ragione la signora, di poco. Complimenti. Allora, laggiù si può scorgere la Lessinia. Altro punto di partenza per il Carega è il Revolto a Giazza e qui dietro c'è lo Scala Orbi. Noi invece proseguiamo per il monte Zevola e poi una volta su decideremo cosa far succedere. Siamo arrivati anche al passo Zevola, 1820 metri. Questo è quanto? Mettiamo la crema. Andrea si mette la crema, anche i due ragazzi qua. Benissimo. Bene, allora si prosegue verso
la cima del Monte Zevola attraverso questo sentiero che si inerpica e sale facendoci divertire. Andrea, dicevi che tira? Tira, tira. Cosa? Salita? Guarda qua, Vai vecchio! questo qua è un amico Lama d'Oriente. camminatore Lama d'Oriente. Lama d'Oriente. che ha 25 anni. Sì, zio porco. L'abbiamo trovato qua sul Monte Zevola, grande camminatore, Scappato di casa. scappato di casa da Oltre Posio, Mantovano. Là, dal Mantovano, Meso Camuno Padano, zio. un grandissimo, e qua sono tutti gli altri signori. Vai. Cima Zevola, 1976 metri, uno spettacolo di puro godimento nella Valle del Lagno, qui dietro di me, alla Lessinia di qua, e giù là in fondo addirittura si vede il lago di Garda. Da questa parte invece, alle mie spalle, qui dietro, il gruppo del Carega. E ragazzi, noi vicentini e veronesi siamo veramente fortunati ad avere delle montagne così a 2 passi da casa. Andrea, tu che dici? Bellissimo. Stupendo, veramente, consigliatissimo. Arrivati a questo punto, o scegliamo di andare sul Monte Grand Molon, che mi sa che è quello che faremo noi adesso, o dal passo Ristele si può tornare giù al Battisti, o al passo Scagina. E adesso noi comunque andiamo su al Grand Molon perché vogliamo farla completa. Allora, prima eravamo là, quello è il punto da cui siamo partiti adesso, e adesso qua si sale di cattiveria, sempre con Flavio qui. Andiamo a fanculo. Andiamo a fanculo. Vai. Eccoci qua ragazzi, prima eravamo su Zevola, sopra là, adesso siamo in procinto di arrivare in vetta a Grand Molon. Qua davanti, come sempre, insomma, sta il Carega, là c'è Pasubio e via via le montagne del Trentino da dietro. Entra dalla parte di qua tutto il versante veronese e il versante vicentino, e invece camminando verso la strada della vetta, se ci si sporge di qua si vede tutta la Valle del Lagno con Requaro e Valdagno laggiù. Guardate qua, pazzesco. Vai. Vai Flavio.
se fatelo tipo. Quello qua? Faccio mi No, no, sono già. autorizzato. Peculiarità del Monte Gramolon: quando arrivi su, suona la campana e poi guardati intorno che ti suonano i sentimenti, ti suona l'anima, ti suona il cuore. Queste sono le piccole Dolomiti, queste sono le montagne di casa nostra e questo è il Saltino, che se vai giù da qua non la racconti mica. Allora, qua davanti Mesole, Cima Marana Il Monte Falcone. e il Monte Falcone in fondo là. Sicilia, Allora, da qua si vede il rifugio di Campogrosso, la poi là in fondo si vede il Novegno, dove vi ho fatto vedere il Monte Priaforà. Là c'è il Sumano, dietro c'è Monte Grappa in fondo. Monte Grappa in fondo e l'altopiano di Asiago prima. Pazzesco, di qua si vede tutto praticamente. Bene, adesso ci accingiamo alla discesa. Torniamo da dove siamo venuti fino alla forcella del Ristele per poi scendere. Un saluto all'Ama d'Oriente che adesso tornerà verso le sue zone del Veronese. Noi torniamo invece verso Passo Ristele. È stato un piacere conoscerti. Grazie amici. Sono già accovacciato e mi sa che qua metterò giù il sedere per un po'. Siamo al Passo di Ristele. Questa è una discesa veramente impegnativa, però è fattibile, dai. È un zigzag interessante, però è questo, non lo consiglio a chi soffre di vertigini E chiamare il culo. e chiamare al culo e farlo piano piano. Dai, vi racconto tutto quando sono giù, perché qua non è il caso. Laggiù vediamo già il Rifugio Battisti, nostra tappa di partenza e di arrivo di oggi. C'è ancora da scarpinare, però mi sembra veramente tutto molto bello. Ora, dopo il pezzo violentissimo di discesa iniziale, si entra dentro un bosco con una discesa tranquilla e camminabilissima all'ombra, però si sente che già cambia la temperatura e si capisce che abbiamo perso un bel po' di dislivello. Comunque molto bene. Eccola qua, causa di frana avvenuta ormai molto tempo fa. C'era la deviazione scendendo di qua per il Rifugio Battisti. Noi arriviamo dal Passo Ristele, ma sapete che c'è? Andrea, cosa dici? Facciamo la vecchia strada. Facciamo la vecchia strada, dai. Temerari. Ci dovrebbero essere 2 zone franate, però ci hanno detto che pare che almeno una è stata ripristinata. Allora andiamo a vedere, siamo anche presi dalla curiosità, no? A un certo punto. Dopo aver conosciuto l'Ama d'Oriente abbiamo bisogno di svagarci. Dopo aver conosciuto l'Ama d'Oriente possiamo tutto. Nulla è impossibile, dopo aver saputo le sue storie.
Eccoci qua, arrivati alla frana. Bene, sembra sia attrezzata con una cordicella. Andiamo ad attraversare. Superata la prima frana, ce ne dovrebbe essere una seconda. Questa ce la siamo cavata egregiamente con leggiadria, come due farfalline veramente. Altra frana, altra corsa, eccola qua. E adesso la attraversiamo, dai. Questa qua almeno è stata sistemata. Questa nessun problema. In realtà c'era pure una terza frana. La terza frana è quella che stavo attraversando adesso. Eccoci qua. Tutto molto bello. E siamo quasi in vista del Battisti. Un po' dispiaciuti perché è finito presto, ma ce la siamo goduta proprio. Quando si parla di Piccole Dolomiti si parla anche assolutamente di grande guerra. Infatti qui c'è anche un percorso storico dove vai a vedere le trincee. Benissimo, considerazioni finali. Allora adesso vi faccio vedere il giro che abbiamo fatto. Praticamente siamo saliti su da quel costone di monte lì, siamo arrivati alla Forcella, abbiamo proseguito nel versante opposto, siamo arrivati al Zevola. Dopo essere stati sul monte Zevola siamo scesi al passo di Ristele e siamo saliti al Gramolon, siamo riscesi per il Ristele e adesso siamo tornati al Rifugio Battisti. E eccoci giunti al Rifugio Battisti. Andrea, come ti è sembrata la giornata? Bellissima oggi, fantastica. Gran bel giro. Adesso ci vuole una birretta. Esatto, adesso birretta e poi pian piano con moltissima calma torniamo verso il caldo cittadino. Allora, da dire, questo sentiero che abbiamo fatto sicuramente non è per tutti, è per chi ha una buona gamba, è per chi ha voglia di fare strada, è per chi ha voglia di macinare del dislivello. Comunque noi ci siamo divertiti e le Piccole Dolomiti riservano sempre delle grandissime sorprese. Allora, se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto, prossima puntata. Ciao a tutti, grazie Andrea, ciao. Cari, ciao.